Bene, eccoci qua, secondo appuntamento con Matteo Ribon, che è il vice segretario della CNA del Veneto, Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Dopo aver parlato di pane, tutela del pane di qualità, con lui approfittiamo in questo inizio d'anno per fare un volo d'uccello, come si usa dire, sulle politiche artigianali. A partire da una iniziativa che si terrà il 22 di gennaio a Padova, per vincere insieme contaminazione versus io impresa. Cioè, dovete sapere che Matteo Ribon è un appassionato di cinema, di arti visive. Cioè, secondo me in un titolo simile c'è lo zampino in ogni caso di una creatività evidentemente insita nella CNA, perché poi il sottotitolo dice sul ring scontro-incontro fra io impresa CNA Padova e contaminazione CNA Veneto. Possiamo decriptare questo titolo? Allora, intanto per chiarire, insomma, Contaminazione è un gruppo di lavoro che è nato nel 2013 all'interno della CNA del Veneto ed è un gruppo di imprese artigiane, circa 30 imprenditori artigiani, del mondo manifatturiero, del mondo del terziario avanzato, della comunicazione, che hanno cercato di sviluppare delle azioni comuni e si sono contaminati, insomma, hanno preso delle attività, cominciato a lavorare assieme, relazionandosi assieme. Io Impresa invece è un altro gruppo, una rete di impresa, che ha sviluppato un lavoro molto interessante nell'ambito della provincia di Padova sul marketing relazionale, e anche loro sono degli imprenditori che ogni 2 lunedì si trovano per migliorare la loro competenza e anche collaborare assieme. Abbiamo pensato appunto di scontrare questi due gruppi. Ecco, ma perché l'idea di fare a cazzotti fra due realtà della stessa associazione? No, ma diciamo che è uno scontro positivo, infatti c'è scritto scontro-incontro, per trovare i punti di forza, di debolezza di entrambe le esperienze e cercare di trovare poi eventualmente delle sinergie. Quindi siamo partiti da due realtà diverse, cresciute in maniera diversa, che a un certo punto provano a confrontarsi. Questa cosa qui del ring, che è un luogo fisico dove si svolge uno scontro, e rende bene dal punto di vista dell'immagine, e può essere poi anche il contesto all'interno del quale ci sta anche qualche abbraccio, per cui, certo. Okay, diciamo è un momento di allenamento, come in una palestra. Un momento di allenamento, sì. Allora, lo ricordiamo, lunedì 22 gennaio, presso la sede della CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato, sede di Padova, via Croce Rossa 2056, sì. nella città del Santo. Un match tra due reti di imprese. E adesso veniamo un pochino a temi più ampi. Fine d'anno è stato un periodo di interesse per quanto riguarda il quadro complessivo delle risorse destinate all'artigianato. Certo. Ci sono stati i vostri interventi che riguardavano il livello nazionale e un giudizio per quanto riguarda il livello veneto. Partiamo dal nazionale, voi avete fatto delle proposte. Il nazionale sono un po'... Non sono state accolte granché. Non è stato diciamo, un esito molto positivo rispetto a tutte le questioni che avevamo posto. Noi avevamo posto intanto un tema centrale, quello di definire le politiche delle leggi di bilancio valorizzando l'impresa, valorizzando il lavoro che viene svolto all'interno dell'impresa, per cui in qualche maniera cercando di alleggerire dal punto di vista burocratico, dal punto di vista del peso diciamo, degli oneri che vanno a caricarsi all'interno dell'impresa, per aiutare il momento di ripresa economica che c'è stato nel corso del 2017, non lo neghiamo, e serve uno slancio ulteriore. Ci sono delle politiche che sono state positive. Una che è stata riconfermata è quella relativa all'ambito dell'industria 4.0, con l'integrazione, cioè per cui l'iper e superammortamento, sul quale noi abbiamo anche espresso un giudizio positivo, e così come la nuova Sabattini, che va a finanziare appunto gli investimenti, con l'aggiunta della parte formativa, per cui l'aggiunta che viene fatta all'industria 4.0 è positiva. Negativi sono in qualche maniera lo slittamento della riforma degli studi di settore, che è stata posticipata a un ulteriore anno
rispetto a quello che era stato definito nel corso del 2017, e tutta una serie di questioni dal punto di vista della tassazione, del reggimento della tassazione, che non ci sono state. Quindi noi abbiamo lanciato questa campagna che si chiama Basta bla bla, e che è partita nella fase di discussione della legge di bilancio a livello nazionale e che in qualche maniera poi si è rafforzata, riconfermata con l'approvazione, che purtroppo tante promesse che erano state fatte in qualche modo non sono state mantenute dal governo centrale. Devo dire che voi siete l'esempio di come siano cambiati i rapporti e i riferimenti, se vogliamo, politici nel mondo dell'impresa, che una volta c'erano delle categorie politiche molto determinate, e insomma, se vogliamo recuperare, la CNA era l'organizzazione della sinistra, però sorprendentemente, mentre siete rimasti soddisfatti della nuova legge quadro sull'artigianato varata dalla Regione Veneto, appunto siete molto più critici rispetto al governo nazionale. Come mai invece giudicate positivamente, peraltro insieme anche alla Confartigianato del Veneto, il testo varato da Palazzo Balbi? Allora, rispetto all'osservazione che veniva fatta, la questione è che noi ragioniamo nel merito. Chapeau, e nel merito di queste valutazioni ci sono appunto queste osservazioni che abbiamo fatto. La legge sul quadro era solo per dire, se quelli dicono non è vero. No, è vero, sì. La legge quadro sull'artigianato è una legge che abbiamo costruito assieme. Cioè ci siamo seduti ad un tavolo tecnico e abbiamo contribuito fattivamente alla stesura degli articoli e delle osservazioni che ci sono state per la realizzazione del testo che è stato licenziato dalla Giunta. Questo l'abbiamo fatto assieme alle altre organizzazioni dell'artigianato e ovviamente è un testo che comunque accoglie buona parte di tutte le richieste in termini legislativi che abbiamo fatto all'interno dell'attività tecnica. Voi dite che la legge regionale dà più sostegno al settore e questo insomma farà crescere l'economia complessiva. Sì, diciamo che è stata impostata in un modo semplice, in grado di in qualche maniera supportare anche il nuovo artigianato, che considerato che insomma, si trattava di una legge che era stata istituita ancora nel 87, per cui insomma, sono passati diversi anni, e adesso non si ragiona più dell'idea dell'artigianato solo come artigianato artistico, ma si guarda allo sviluppo dell'artigianato anche con il nuovo manifatturiero, si guarda all'artigianato con lo sviluppo delle tecnologie, per cui efficientamento energetico, impianti, domotica e tutti gli elementi che in qualche maniera sviluppano la nuova idea dell'artigianato. E in più è stata data una dotazione, fornito una dotazione di 20 milioni di euro che per le 130.000 imprese artigiane che esistono nel nostro territorio può essere un elemento di rilancio e di sviluppo. Quindi da questo punto di vista qua noi il giudizio l'abbiamo dato positivo. È chiaro che adesso stiamo aspettando la fase di approvazione in Consiglio regionale, dove abbiamo fatto appello a tutti i consiglieri perché mantengano l'impostazione è intatta la normativa e in qualche maniera facciano in tempi brevi, approvino il testo definitivo con anche il mantenimento della dotazione economica. Come vede il 2018 per la piccola e media impresa? Allora, segnali positivi ci sono. Il 2017 è stato un anno dove ci sono stati, per molte imprese del nostro comparto, dei segnali di rilancio, di crescita. È chiaro che sono più marcati per chi ha una predisposizione verso l'export e ragiona su mercati internazionali rispetto a chi lavora sul comparto interno. Però anche nel comparto interno ci sono delle evoluzioni. E le evoluzioni si vedono nei consumi, sia nell'ambito alimentare, sia nell'ambito dei prodotti legati al mondo del Made in Italy, della moda, dell'arredamento, e questi consumi vanno supportati, vanno alimentati. Per quello noi chiedevamo insomma, un'attenzione particolare all'ambito dell'impresa, perché di conseguenza è tutto collegato. Se si dà volano all'impresa,
Si dà volano anche al tessuto del lavoro dipendente stabile che è all'interno delle nostre strutture artigiane, e in qualche maniera si tende anche a rilanciare il consumo nel territorio. E su questo noi il 2018 lo vediamo appunto in maniera positiva. Vogliamo e pretendiamo dalla politica in generale un'attenzione maggiore, meno slogan, meno, anche se sappiamo, insomma, siamo già in campagna elettorale. Basta bla bla, come sì, avete detto. appunto, basta bla bla, ma interventi mirati non ne servono tanti, ma servono quelli giusti per muovere le leve dello sviluppo. Uno su tutti è quello, insomma, dell'ambito della riqualificazione energetica, che è una modalità che ha in qualche maniera aiutato il contesto dell'edilizia, il mondo dell'edilizia che è in difficoltà da molto tempo e ancora oggi non è che cresca come altri comparti, a ragionare sulla riqualificazione, cioè ragionare sul restauro, a ragionare sull'idea di prendere il patrimonio edile esistente, certo, abitativo esistente, e riqualificarlo, perché non possiamo continuare a costruire nuove abitazioni e occupare ulteriormente suolo, considerato che gli spazi, insomma, in qualche maniera sono quelli che sono, soprattutto nell'area veneta. Grazie a Matteo Ribon, vice segretario della CNA del Veneto, Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Da quanto detto mi viene immediato da definirla un'organizzazione attenta, perché grazie. Guarderete quello che succede in politica, e ricordiamo il 22 gennaio allora alla CNA di Padova in via Croce Rossa 56 questa iniziativa singolare per vincere insieme contaminazione versus io impresa, vale a dire il confronto fra due esperienze innovative nate nell'ambito dell'associazione. Grazie al nostro ospite, grazie a voi, alla prossima.